sul padiglione, l'ho visto adesso, sono sincero, a me non è piaciuto, però non vuol dire questo che sia per forza un attacco all'arte. Credo che l'arte, più si discute, più ci sia anche gioia nel vedere le cose, nel partecipare. Ho visto l'artista che si è arrabbiato perché ho fatto uno schizzo d'acqua, dice che era rispettoso rispetto alla scultura. Io l'ho lasciato parlare, credo che però forse qualcun altro, magari qualche bambino, potrebbe mettere la mano nell'acqua, non è una cosa così grave. Partecipare, visto che si vuole usare, si usano i tubi innocenti, bisogna rendersi conto anche di quello che si fa. Ma io sono molto per il figurativo, spero che riusciremo magari domani ad avere un padiglione in Italia con magari più artisti. Questo lo decide il Ministero. Bravo! Lo so, purtroppo io dico sempre da quello che penso e continuerò a dirlo. Questa è una città libera ed è giusto anche accettare i fischi se non siete d'accordo, però penso che sia bello anche che ci sia qualcuno che dica la verità. Ecco, accettare i fischi come sto accettando io sarebbe bello che li accettassero anche altri. E allora l'arte deve essere discussione.